Avete ancora veneziani qua a Bursa col Carrello? Si sta spopolando in un periodo così difficile. Venezia è asservita e assoldata al turismo. Pensate di immaginare una città in cui il presente è ormai invivibile. Per dare voce a tutte quelle persone che rischiano di essere cancellate per sempre dalla vita e dalla residenzialità di questo territorio. Il minimo sarebbe quello di bloccare i cambiamenti, ma ci sono moltissime altre cose da fare. Noi studenti non siamo turisti a lungo termine, noi qui ci vogliamo vivere e vogliamo delle tutele vere. Il 4 novembre ci sarà un corteo che partirà da San Giacometto a Rialto per rivendicare il diritto ad abitare questa città. Ho fatto 40 anni di insegnante di pianificazione e urbanistica, ma poi abbiamo fondato con colleghi, con amici, Urbanistica Democratica, poi abbiamo fondato i Verdi e abbiamo cominciato a fare grandi campagne fin dagli anni 80 in poi, pubbliche, che non erano solo insegnare all'università o nelle scuole, ma erano parlare con la città. Poi ho avuto anche l'incarico di fare l'assessore all'urbanistica. Fino agli anni 2000 tutto questo ha portato a fare i conti fino in fondo con i dettagli anche delle singole parti della città. Ma poi ci sono stati altri 20 anni, questi ultimi 20 anni, in cui ho lavorato per il Ministero dell'Ambiente e per la Commissione di salvaguardia di cui ho fatto parte per 20 anni, e il tema più nuovo e più complesso è stata la laguna, perché governare l'acqua a terra quando corre sul territorio e quando arriva in laguna e quando arriva al mare è una cosa molto complessa che non ci avevano insegnato nelle scuole, all'università. Negli ultimi 20 anni, diciamo dal 90 in poi, abbiamo dovuto imparare, perché tutti noi abbiamo dovuto fare i conti più di quelli che sono le parole con i fatti dell'urbanistica ambientale, cioè l'acqua, gli allagamenti, le tragedie, le devastazioni ambientali, che non sono solo l'inquinamento dell'area e del terreno, ma sono gli sconvolgimenti fisici e paesaggistici di ogni cosa che c'è sul territorio. Per cui in realtà io ho fatto più l'urbanista i primi 20 anni e più l'ambientalista negli ultimi 20 anni, cioè ho fatto 40 anni in tutto, più o meno anche 50 ormai. La prima metà era sugli immobili e gli spazi fisici da pianificare. Gli ultimi 30 anni sono molto di più stati un'esperienza ambientale, paesaggistica, acquea. Ho fatto anche l'esperienza di far parte dell'autorità di bacino che controlla tutti i fiumi del Triveneto. Gli ultimi 30 anni sono stati una grande scuola, cioè dover affrontare tutti i problemi, uno alla volta, ambientali, dell'aria, dell'acqua, del suolo, del paesaggio, che prima non erano scontati o comunque erano molto all'attenzione, ma non erano nei manuali di urbanistica a questo livello di approfondimento.
Poi, lavorando con il Ministero dell'Ambiente, abbiamo lavorato per molti anni a preparare il piano per tutto il comprensorio veneziano, che vuol dire 40 comuni, in cui ho avuto l'incarico e ho scelto uno per uno di collaborare con degli specialisti, per cui avevamo 68 specialisti dall'aspetto ambientale, dall'aspetto delle acque, dagli aspetti giuridici specifici, dagli aspetti paesaggistici, ma erano il meglio che credevo di sapere e che erano disponibili a lavorare perché erano idealmente coinvolti. È tutta gente che ha fatto tutto quello che ha fatto per enorme convincimento ideale prima che professionale. Ci sono due grandi insiemi. L'insieme acquatico, che è la città d'acqua, le isole come Murano, Burano e anche Sant'Erasmo e i litorali, Chioggia, sono tutti territorio acquatico che abbiamo davanti e quindi è un territorio diversissimo nella sua funzionamento, sistema ecologico della laguna non è una roba astratta, è un insieme di funzioni che, se non vengono curate, rispettate, tutelate e continuamente riproposte, saltano, tant'è vero che stanno facendo saltare, e in parte è già saltata, la parte centrale della laguna per asservirla alle domande del porto in particolare. Ma l'altra metà del territorio, che è in generale la terraferma, ma in specifico vuol dire Mestre, Marghera, ma Zerarino, ma Chirignago, ma Campalto, ma eccetera eccetera, sono tutti territori del bacino scolante in termini acquei, ma territori di vita urbana, di insediamento sociale, che non sono molto diversi da quelli di Treviso o di Verona o di Padova. Il problema vero è prima di tutto il salvare la qualità della città morfologica, tipologica, fisica, degli spazi, dei campi, di tutto ciò che è ambiente, perché tutto questo con la logica della città moderna verrebbe spazzato via, tutto verrebbe spazzato via. Quindi i piani fatti hanno portato via un lavoro enorme per tutelare le tipologie edilizie, le facciate architettoniche, le morfologie, le destinazioni d'uso. Questo è stato il grandissimo, e l'ambiente, ma ancora adesso i piani fatti che ho fatto sul Lido e su Pelestrina hanno curato molto, come al solito, gli edifici e molto poco l'ambiente, perché dipende dalle giunte comunali e dagli assessorati e dai tecnici che si impegnano molto di più sugli aspetti edilizi, mettiamola veloce, che quelli ambientali, paesaggistici, agrari, perché ci sono fior di terreni agricoli sui litorali. Il principale problema, la residenza dei residenti, cioè
il non cacciare via i veneziani, i pellestrinotti, gli abitanti di Burano, cacciandoli o mettendoli in condizione di dover o non avere alternativa e dover andare via. Quindi, che la cosa in assoluto più importante fatta facendo questi piani, questo è quello che penso io, e che sono riuscito a fare, ed è un miracolo ancora oggi pensarci, ho bloccato tutti, facendo il piano, tutti gli appartamenti, ho detto tutti, cioè tutto ciò che era già catalogato come residenza. Nel 90 ho fatto una norma rigidissima in cui tutti gli appartamenti di Venezia, e classificati come residenza al catasto nelle carte ufficiali, non potevano mai nessuno cambiare uso, diventare uso turistico, affitto di uffici, non potevano diventare un'attività diversa, a parte i piani terra. Gli unici che potevano avere i cambi d'uso a uffici, a negozi, a cose di questo tipo, erano tutti i piani terra. Il problema è stato portare tutta la giunta ad approvare queste norme. È stata fatta nel 90, ma è stata cambiata da una giunta Cacciari d'Agostino, quindi più o meno di sinistra, ed è diventata vigente nel 2000, per cui per 10 anni, esattamente 10 anni, dal 90 al 2000, tutti gli appartamenti della città, tranne i piani terra, sono stati vincolati al divieto del cambio d'uso da residenza ad altro. Abbiamo bloccato tutti gli appartamenti, pubblici ovviamente e privati. Questo è il problema, io credo, principale, perché al punto in cui siamo, Venezia ha perso tantissimi abitanti, specialmente, guarda caso, dal 2000 in poi. Hanno cambiato, hanno liberato la possibilità di fare i cambi d'uso con qualche controllo, poi l'hanno liberata sempre di più, per cui dal 2000, in quell'anno, credo che abbiano fatto solo in un anno 10 alberghi nuovi. Cioè, solo appena si è rotta la diga, è successo di tutto e di più. È cominciato nel 2000, ma è continuato alla grande in tutti gli anni successivi, al punto che sta investendo il patrimonio edilizio anche di Mestre e di Marghera. Perlomeno quelli più in vista e più visitati, è un'area che da decenni è totalmente espropriata all'uso di chi vive questa città, è totalmente destinata al turismo. Un turismo che ha direzionato verso la monocultura tutta l'economia della città. Difatti bisogna avere molto chiaro che anche senza fare niente, stando fermi, la città viene fatta fuori completamente dal mercato. Il mercato da solo, la logica di cosa conviene investire su cosa e cosa fare degli immobili, avendo il cambio d'uso, è da sola la logica che spazza via le residenze, spazza via i residenti, qualcuno più ricco, la parola semplice è questa, più ricco, riesce a resistere, ma sono pochi, ovviamente, e quelli che comprano sono ricchi in genere, ma moltissimi acquistano per poi affittare a turisti. Per cui il mercato, la logica di cosa rende di più, basta per finire di distruggere Venezia.
una città che diventa definitivamente una Venice, una Disneyland. Non possiamo accettare dei tornelli, non possiamo accettare un ticket. Ma il problema dei problemi è questo e la connessa mancanza sempre di più dei servizi, perché anche l'amministrazione pubblica ha portato sempre di più le strutture pubbliche in terraferma. Anche l'assessorato all'urbanistica lo hanno chiuso ed è diventato tutta un'altra cosa. La sede della CTV a Sant'Angelo è stata chiusa e venduta. La sede dell'USL, le sedi 2 o 3, sono state chiuse e vendute, cioè non sono venduti solo le cose private, i negozi, perché vivono meno, guadagnano meno, eccetera, o perché vanno a un prezzo tale che non sono più negozi per il vicinato, non sono più servizi alla residenza, ma sono servizi al lusso, al turismo, eccetera. Vanno via le cose pubbliche e anche private. Ho parlato dell'USL, della CTV, degli assessorati per fare cassa. Abbiamo qua davanti, qua di fronte, il Fondaco di Tedeschi che abbiamo qua di fronte era una delle più grandi attrezzature pubbliche della città da secoli. Prima era un interscambio con il nord Europa di merci, ma quando è stato acquistato era diventata la sede centrale delle poste, che aveva tanti servizi, non era una banalissima posta, c'erano molti servizi collegati con le poste e tutto l'enorme edificio era la sede centrale delle poste. Fare cassa, la parola chiave è che il comune non ce la fa col suo bilancio e prima di Natale, ogni anno negli ultimi 15 anni, ogni anno prima della chiusura del bilancio annuale del comune di Venezia, dovevano far quadrare il bilancio e la parola era fare cassa. Due degli scandali più grandi di questa città, scandali dal punto di vista morale, perché io sono andato all'Ateneo Veneto a scontrarmi col sindaco di allora per dire che non era possibile quello che stavano per fare. Italia Nostra ha fatto di tutto e di più per impedire questa cosa del Fondaco dei Tedeschi. E un altro scandalo enorme era, dopo aver lavorato 15 anni per dare le palestre alle due scuole superiori che non hanno mai avuto una palestra, il liceo scientifico e i ragionieri, i Sarpi e i Benedetti, ho fatto io il piano, vincolato l'area libera per fare le palestre per le scuole. Tutto questo è stato spazzato via vendendo l'area degli ex gasometri che era per le scuole da 15 anni, tutto questo lavoro era costato 15 anni di passi e stavamo arrivando perché la provincia aveva già votato il piano triennale di spesa per fare le palestre, era finito tutto. Sul più bello la Giunta Orsoni ha venduto, più che la Giunta Orsoni, l'assessore Micelli, perché questi nomi è bene che si sappiano, l'assessore Micelli ha venduto dall'oggi al domani, cambiando una linea che aveva 15 anni di lavoro per arrivare al risultato. 15 anni. E allora ho parlato di due degli scandali, io credo i due più grossi degli ultimi anni,
ma erano tutte aree pubbliche, tutte e due, vendute tutte e due per fare cassa. Non stiamo parlando dell'immobiliare privata, di servizi e attrezzature pubbliche vendute per fare cassa, punto. La prima cosa che si può in teoria fare in un giorno, guardate che io sono un urbanista, parlo da tecnico, non da per sparare parole al vento. Allora, una delibera che blocchi i cambi d'uso si fa in 3 giorni, tecnicamente la si fa in 3 giorni e ci sono i poteri e le competenze per farlo, ma non hanno nessunissima intenzione di farlo. Perché questa giunta, peggio di quelle che ho citato, sta facendo la stessa linea di fare cassa su tutto. L'urbanistica a Venezia, in tutto il comune, da 5 anni, da 10 anni, non esiste più. Guardate che io non parlo in senso astratto, parlo in senso concreto. I cambi d'uso si possono bloccare in pochissimo tempo, pochissimo. Per cui dal giorno che fai la delibera blocchi i cambi d'uso. Prima operazione per il ripopolamento, lo dico con forza, è bloccare, perché non costa niente, se si ha la voglia di farlo, bloccare i cambi d'uso. Però assolutamente insufficiente, non esiste. Non è che risolviamo il problema. Il minimo sarebbe quello di bloccare i cambi d'uso. Ma ci sono moltissime altre cose da fare. I cambi d'uso, per fare il contrario di quello che le norme ancora oggi in qualche caso vincolano, li sta facendo questa giunta, non solo per le cose della giunta, ma per i privati. Hanno fatto decine di cambi d'uso per favorire il guadagno del privato. Voglio dire che stiamo facendo varianti di piano non per bloccare i cambi d'uso, ma per preparare i cambi d'uso che oggi non si riescono a fare perché alcuni piani sono ancora vigenti, sono aree vincolate e togliendo i vincoli allora diventano valorizzabili, li chiamano valorizzabili. Allora, il problema è che bisogna che torni una grande volontà politica, non solo per fare il blocco dei cambi d'uso, che ovviamente va fatto. Bisogna fare tantissime cose. Alcune le può fare una giunta, altre bisogna che si impegni un governo nazionale, non sto esagerando, e forse un governo europeo. Ma per esempio noi avevamo adesso col PNRR, con questa quantità incredibile di finanziamenti arrivati, potevamo usarli, per esempio, banalmente l'hanno detto tutti, tutta l'opposizione lo ha detto in tutti i modi, ma non è servito a niente. Stanno spendendo enormi finanziamenti europei per urbanizzare le aree agricole e quindi contro le norme abbiamo fatto i ricorsi, ma vedremo se passeranno, di Tessera, mentre tutta l'opposizione ha detto 100 volte che bisogna restaurare i oltre 1000 appartamenti vuoti pubblici a Venezia perché hanno bisogno di restauri e ci vogliono i soldi per fare i restauri di case degradate a Venezia, perché ci sono problemi complessi. Ci sono più di 1000 appartamenti a Venezia, sfitti, pubblici, che non hanno possibilità di essere usati, affittati, dati. I cittadini, noi vogliamo dire basta al spopolamento di questa città, perché non è vero che non ci sono le case, non è vero che non ci sono le risorse, che vengono sempre destinate alla bestia più grande, a chi ha più interessi.
nel 1900 per tenerci basse case vuote che ci sono in questa città. Vengono lasciati al degrado e all'incuria e sono... Se aprissimo quelle case ci sarebbe posto per tutti e una nuova ridistribuzione del reddito. 1900 erotti la terraferma, appartamenti pubblici inutilizzati perché non hanno, dicono, i soldi per restaurarli, ma bisogna decidere che i soldi pubblici li metti prioritariamente per il ripopolamento della città, in particolare di Venezia, invece che per fare, diciamola tutta, invece che per fare, vedrete come va a finire, il nuovo palazzetto dello sport che doveva fare questo sindaco, Brugnaro, che è il padrone della RAI, che voleva farsi il nuovo palazzetto dello sport con i suoi soldi, li sta facendo con i soldi pubblici, e tutta l'opposizione e tutte le associazioni gli hanno detto: quei soldi li usate per restaurare le case da riaffittare, perché poi non mica ripopoli un giorno, è un lavoro lungo, perché Venezia ha dovuto più volte nella sua storia secolare ripopolare la città, è rimasta svuotata almeno un paio di volte dalla peste e hanno chiamato popolazioni da tutta Italia favorendola. Restaurare gli edifici pubblici vuoti, ma poi bisogna dare gli incentivi ai privati per poter affittarsi una casa a Venezia, perché ormai gli affitti sono andati su a un prezzo e allora probabilmente non bastano neanche gli incentivi, occorrono norme che non permettano di affittare ai turisti, che incentivino economicamente e giuridicamente l'affitto a residenti veri, non a un newyorkese o londinese, guardi che non parlo a caso, o parigino che viene, compra casa, abita 5-10 giorni alle feste e torna a Parigi, perché ci sono anche ormai centinaia di appartamenti comprati da ricchi. Non è un'offesa essere ricchi, però comprano le case per abitarci pochi giorni. Per esempio la legge sul non affittare oltre ai turisti è già pronta da 2 anni e c'è una bozza di legge nazionale che permetterebbe di fare la delibera a Venezia, ma mi pare che non tira aria minimamente per applicarla, e poi bisognerà vedere come la faranno, perché una legge che colpisca gli interessi legittimi, per carità, degli immobiliari, o la fai per far sul serio, e se no è inutile farla, no? La legge per regolamentare l'affitto a residenti, ma deve diventare un residente, è stata fatta la legge a Roma e può essere applicata per le città d'arte, cioè per Roma, per Firenze e per Venezia. Ma non hanno nessunissima intenzione di mandarla avanti, perché l'ha fatta qualcuno che non è della maggioranza, perché la maggioranza fa esattamente il contrario, agevola per poter fare più valorizzazioni di quella che possono fare, cioè cambiano il piano regolatore per aiutare chi ha da valorizzare il suo bene immobiliare, terreno o edificio che sia, e anche i soldi c'erano, perché avevamo un'occasione incredibile col PNR, una quantità di soldi così, quando mai l'avremo dall'Europa che poteva risanare tutti i 3.000 appartamenti intanto con un colpo solo? Dopo ci metti 5 anni a farlo, 10 anni, ma 3.000 appartamenti potevamo pagarli subito, no? Invece che fare il palazzetto dello sport per Brugnaro, che doveva farsi lui con i suoi soldi, li abbessi tutti, i vecchi soldi di legge speciale, i residui del comune, nuovi mutui comunali e quelli europei, queste 4 fonti di finanziamento sono tutte per il palazzetto dello sport, che sarà l'unica cosa che faranno.
anche altre cose si possono fare per ripopolare, perché i servizi, per esempio i negozi di vicinato, si possono dare degli immobili del comune che ci sono, a prezzi contenuti a chi fa, non che vende per turisti, ma vende i beni per vivere, per mangiare, perché chiudono un po' alla volta tutti, anche i negozi di vicinato si chiamano, i negozi per i residenti. La drammatica perdita di residenti di questa città, i servizi sociali che continuamente vengono tagliati in questa città, vediamo ogni giorno mamme e papà mobilitarsi per i tagli agli asili e alle misure di welfare, non ci sono più contributi all'affitto. E qui restiamo! La soglia dei turisti giornalieri, cioè quelli non è l'appartamento, vengono e partono, arrivano la mattina e partono al pomeriggio. Allora fisicamente in una città medievale non ci stanno, non passano per le calli, non esiste. Adottare la soglia di turismo giornaliero che deve essere prenotato perché non ci stai. Allora a Venezia più di, ma è già tante, 30.000, 50.000, 50.000 vuol dire tanti quanti gli abitanti, non passano per le calli. Allora la soglia si pone nei momenti di grandissimo afflusso, 500.000 persone che hanno già prenotato per venire al Carnevale di Venezia ed è sui giornali di oggi. Allora queste cose succedono nei punti clou, sono le regate storiche, i fuochi estivi, il carnevale, e quindi cominciare a diventare chiaro che deve prenotare se è solo un turista, non è che prenotare se lavora e studia a Venezia. Ulteriore grande problema di Venezia di cui non si parla, si è parlato molto ma non si vuol vedere il rischio che stiamo correndo. C'è una enorme area che nei secoli è stata la forza di Venezia, perché è quella che costruiva per una città di mare, di porto, di commercio, era tutto incubato a partire dall'arsenale, che faceva una nave al giorno ai tempi che furono. Abbiamo lavorato, l'ho fatto io personalmente sta cosa, perché non si riusciva a ottenere di fermare la trasformazione dell'arsenale che adesso è vuoto, in tutta la parte dell'arsenale nord, l'arsenale con i 3 bacini, ci sono 3 bacini navali che sono dei gioielli, con della pietra bellissima, sono 3 monumenti, sono i più bei bacini di tutto il Mediterraneo. L'arsenale è stato dato al Consorzio Venezia Nuova, quello prima dello scandalo, hanno tolto la destinazione navale, l'hanno di fatto cambiata, senza neanche cambiare i piani, perché i piani li ho fatti io e li aveva fatti prima di me Salzano. E c'è scritto cantieristica. Per il più piccolo tiene dentro tutti i mezzi della CTV, il più piccolo, poi c'è il medio e poi c'è quello più grande di tutti. Questi sono i 3 bacini per cantieri. Li hanno trasformati e destinati al Mose per fare nei bacini la manutenzione del Mose e in tutti gli spazi attorno i depositi, il magazzino delle paratoie del Mose.
bisogna tenere presente che le paratoie sono immense, sono grandi come un palazzo di 5 piani, le più grandi, quelle di Malamocco, devono andare sotto di 15 metri, Nel 2005 abbiamo avuto uno scontro durissimo, io con la professoressa Vittadini rappresentavamo il Ministero dell'Ambiente, il comune era di Cacciari in quel momento, che si è scontrato anche lui per fortuna direttamente, ma abbiamo perso, perché col governo Berlusconi, che dall'oggi al domani ha deciso che non si faceva più niente di tutti i lavori che si dovevano fare, ma che si faceva solo il Mose e che l'Arsenale diventava il magazzino del Mose. Questa cosa l'hanno decisa 20 anni fa. È tutta illegittima perché era in contrasto con le norme che prevedono cantieristica e artigianato per la cantieristica, ma non siamo riusciti a fare niente e ovviamente non c'è un magistrato che si sia mosso, non c'è nessuno che abbia fatto niente, l'abbiamo denunciato, detto, scritto, lettere, denunce, ma da qualche anno c'è una legge che ha dato, un miracolo, l'Arsenale a Venezia, Comune di Venezia. E io 2 anni dopo ho ritirato fuori tutte le polemiche giuridiche che avevamo fatto, i documenti, le lettere, le denunce, e sono andato dai nuovi commissari delegati a gestire il consorzio Venezia Nuova, cosa che avevamo fatto anche prima, mandando un appello con 300 associazioni incredibili al Presidente della Repubblica Mattarella, ha detto che è d'accordo con noi, ma non è successo niente. Il problema è uno semplice: prendere le paratoie del Mose e portarle a manutenere a Marghera, sugli spazi che ci sono e anche su quelli abbandonati. Solo l'ENI vuol cedere 106 ettari, per dire, ma non li ha voluti nessuno perché devono anche fare le bonifiche, quindi il problema è complesso, ma invece ha voluto avere la manutenzione la Fincantieri, e gliel'hanno data. L'ANAC è l'ente che ha commissariato, dopo lo scandalo, il consorzio Venezia Nuova e ha mandato dei commissari. Allora, il consorzio Venezia Nuova è un consorzio di imprese private. Queste imprese hanno fatto un consorzio che ha il monopolio per fare tutti i lavori del Mose e tutti gli altri fatti, pochissimi ultimamente, in laguna, con tantissimi soldi pubblici, vengono fatti senza gara, non c'è mai, ultimamente c'è stata qualche gara perché appunto c'è stato lo scandalo nei commissari, ma hanno il monopolio a priori degli studi, delle pianificazioni, delle progettazioni e delle realizzazioni. In particolare con Italia Nostra abbiamo fatto ricorsi a livello europeo, convegni con grandi giuristi, perché avere un monopolio senza gare è contro le leggi europee. Abbiamo vinto con Italia Nostra il ricorso in Europa, ma poi un altro governo ha trovato un mezzo accordo con l'Europa che ha tenuto duro alcuni anni e poi ha rimesso il consorzio di prima con l'obbligo di fare 1/3 circa delle opere con gara, e sono quelle ancora da fare oggi. Le opere più importanti sono gli impianti, è una spesa pazzesca, è un progetto assurdo. Avevamo progetti che costavano 1/10 del Mose, ma hanno voluto darlo al Mose, al consorzio. Per cui i progetti che avevamo presentato
pubblicamente, ho fatto 2 giorni di convegno all'Università di Venezia, l'ho messo in piedi io questo, con tutti i progetti alternativi al MOSE. Il comune con Cacciari ha dimostrato che i progetti alternativi erano migliori e costavano 1/10 del MOSE, ma tant'è, adesso c'è il MOSE, che ha un pregio che, siccome sono cassoni, quando le svuoti vengono a galla, è roba ridicola, è ovvio, ma costa talmente tanto farlo, mantenerlo, gestirlo, che è una cosa folle. Ieri è venuto fuori che oggi la manutenzione di una paratoia piccola, altre piccole, quelle piccole del canale più piccolo che c'è, che entra in laguna verso il Cavallino, le paratoie piccole costa 1 milione di euro per la manutenzione, una paratoia. Le prossime costeranno 3,5 milioni l'una per una paratoia. Questi ultimi 2 anni il MOSE si solleva, virgolette, a mano, cioè ci sono centinaia di dipendenti del consorzio che lavorano nelle 3 bocche per far alzare, quando c'è l'ordine, le paratoie partendo 5 ore prima, eccetera, eccetera, eccetera. Devono far funzionare le pompe, eccetera. Gli impianti per far alzare automaticamente le paratoie del MOSE sono da fare. Ogni volta che alzano il MOSE costa dalle 300, adesso hanno un po' ridotto, pare ultimamente, razionalizzando l'organizzazione del lavoro, 200.000. Non è che devi premere un bottone ed è tutto automatico, non c'è niente di automatico, niente. Ogni volta c'è una litigata, si alza o non si alza? Però vi segnalo che la discussione c'è tutti i giorni quando c'è il rischio di acqua alta, perché se la previsione è che non supera, prima era addirittura il 1,30 m, era per legge, doveva essere per delibera di anni fa 110 cm sul medio mare, ma aveva messo la commissaria Spitz che per risparmiare doveva esserci tanta acqua alta, quindi 1,30 m. Adesso sono diventati ammessi i consigli perché ogni volta si incazzano tutti, ovviamente. Però hanno abbassato la soglia, se la previsione è a 1,10 m, 1,10 m sul medio mare, allora si può alzare il MOSE e non aspettare l'1,30 m. Il problema dell'Arsenale e del MOSE connesso è una roba che ancora adesso è fuori controllo, perché è sotto gestione di commissari, che si chiama Spitz e Bramezza, nominati dal governo, e dipende dal governo di giorni. Questi commissari erano nominati il governo Draghi e dopo adesso li nominerà il nuovo governo, per cui non è che hai un controllo pubblico, hai un controllo pubblico di quei governi. Vi ricordo che era dalla destra a sinistra Draghi, e che questo è la destra della destra, quindi in teoria fra un anno dicono di finire e quindi il MOSE fra un anno dovrebbe diventare gestione direttamente pubblica, non il MOSE solo, tutti i lavori pubblici in laguna. Tutto questo viene continuamente spostata la data, già la terza volta che la spostano. Il problema che abbiamo da 2 anni, io ci ho lavorato 5 anni su sta faccenda, perché una legge ha ridato al comune di Venezia, che però è Brugnaro, l'Arsenale. Allora l'Arsenale doveva decidere di non fare più la manutenzione del MOSE, che era illegittima con le norme che ci sono del piano precedente e che è ancora vigente, ma non rispettate. Che l'Arsenale può rilanciare alla grande
la gestione e manutenzione della cantieristica anche per le navi piccole, ma per i grandissimi yacht, che è una cosa redditizia al massimo a Trieste, che fanno queste cose, è uno dei settori industriali di maggior reddito. Allora, questa cosa adesso dovrebbe ripartire, perché quello che è appena successo da un mese è che la manutenzione del Mose si sposta finalmente a Marghera, bisogna riattivare i bacini, fare un minimo di manutenzione, che credo abbiano in parte cominciato, riattivare i capannoni per l'artigianato di servizio, perché almeno in questa zona dell'Arsenale Nord ritorni la cantieristica e l'artigianato collegato alla cantieristica. Italia Nostra e tutte le altre associazioni e il Forum Arsenale che le coordina dicono di rilanciare la cantieristica. È vero, questo l'abbiamo scritto, che il salone nautico almeno servisse come stimolo perché le navi, gli yacht e le imbarcazioni piccole non venissero qua solo una settimana, 3 giorni o una settimana all'anno per essere vendute, ma fosse uno stimolo per rilanciare la cantieristica. Si può portare nella poche quantità ancora di capannoni liberi oltre ai 3 bacini di cui abbiamo parlato, che adesso sono del comune, per cui anche lì non solo per fare matrimoni a pagamento e altre feste di questo tipo o 3 giorni all'anno l'esposizione della Biennale, addirittura hanno affittato i capannoni per allargare un po' la Biennale. Allora la polemica c'è stata quest'anno perché hanno dato di nuovo indietro alla Marina Mercantile e ha aggiunto alla Biennale altri capannoni. L'Arsenale, avendo tolto la manutenzione del Mose e smettendola di fare solo a pagamento esposizioni artistiche o turistiche, insomma, o di feste o roba del genere, deve tornare per attività produttive compatibili con l'ambiente e con gli spazi che ci sono, oltre che cantieristica e artigianato, anche altre attività, li chiamano start-up, nuove attività moderne, modernissime, con macchinari compatibili con questi tutto sommato enormi capannoni ancora disponibili. Sono riadattabili a nuove attività produttive, perché non è possibile che quel poco che ancora resta libero dell'Arsenale debba andare tutto alla Biennale o attività di esposizione turistica.